Mom, dopo la partita Treviso-Mestre, scattati d'aspo per 2 ultras veneziani, uno è minorenne. Per difendere i conducenti l'ipotesi di riservare una delle 3 porte del bus solo a loro. Paura a Castelfranco, si sgancia la cintura, 16enne precipita da una giostra in piazza Giorgione, volo di 4 metri, ricoverata al Caffoncello, la struttura posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Raffica di furti in casa ai confini tra Zero Branco e Scorzè. I ladri sono entrati mentre la proprietaria dell'abitazione stava guardando la TV, manomettendo il sistema d'allarme, rubati oro e contanti. Fondi sbloccati per il Parco Foscolo, per la tribuna nello stadio di Monigo e per 2 nuovi assistenti sociali. L'annuncio del sindaco di Treviso Mario Conte al termine della seduta di giunta di questa mattina. La sciatrice Lindsay Vonn pubblica un nuovo video sui social con il suo trasferimento dal Caffoncello all'aeroporto di Treviso fino all'arrivo in Colorado. Gamba a pezzi, ma finalmente torno a casa. Una centrale idroelettrica per sfruttare le acque del Vajont. Il progetto è stato depositato alla regione Friuli Venezia Giulia per la procedura di VIA. Con l'inizio del nuovo anno la provincia di Treviso ha redatto un bilancio dell'attività di recupero del centro fauna selvatica dell'ente nel 2025 per fare un'analisi sulle specie più frequentemente assistite. Gran finale del carnevale, sfilate di carri, coreografie e fiumi di gente a Treviso, in 90.000 per assistere al colorato corteo trasmesso in diretta su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. E allora veniamo alle misure nei confronti di 2 ultras veneziani. Hanno aggredito l'autista della MOM dopo la partita Treviso-Mestre dello scorso dicembre. Uno dei giovani è un minorenne. Non potranno prendere parte alle manifestazioni sportive sia sul territorio nazionale sia all'estero per 5 anni. Sono scattati i DASPO emessi dal questore di Treviso Alessandra Simone per 2 ultras veneziani di 20 e 17 anni. Sarebbero loro i responsabili dell'aggressione all'autista MOM. Dopo la partita Treviso-Mestre il 21 dicembre la tifoseria di casa bianco-celeste aveva atteso l'autobus nei pressi di Porta Santi 40 ed aveva tentato l'assalto al mezzo lanciando contro i finestrini alcune bottiglie di vetro. I tifosi mestrini nell'occasione avevano cercato di fermare il mezzo per rispondere all'aggressione, ma grazie alla prontezza del dispositivo di scorta, al posizionamento del convoglio del reparto mobile della Polizia di Stato in mezzo alla carreggiata e al coraggio dell'autista MOM che aveva continuato la propria corsa nonostante l'aggressione subita, era stato evitato che si arrivasse allo scontro tra le 2 tifoserie. Le indagini e le immagini hanno incastrato i 2 tifosi mestrini. Aver individuato già le persone è un segnale molto importante, perché questi non sono dei sportivi, non vanno a vedere la partita di calcio, vanno per fare altre cose e giustamente il questore è intervenuto in maniera pesante. Nei giorni seguenti ai fatti il questore di Treviso aveva già emesso anche 3 provvedimenti di DASPO nei confronti degli ultras del Treviso responsabili dell'assalto al bus dei tifosi mestrini. Danni al bus e lesioni all'autista. Colladò non esclude di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento contro i tifosi coinvolti nei disordini. Nessuna condotta violenta può essere tollerata, ha dichiarato il questore di Treviso Alessandra Simone. La Polizia di Stato continuerà a garantire il massimo impegno per isolare i violenti a tutela dello sport e della sicurezza e della collettività. Intanto la MOM sta pensando ad ulteriori iniziative a salvaguardia dei propri autisti. Si tratta di isolare l'autista, di garantirgli la sicurezza, quindi la possibilità anche di uscire. Ovviamente l'autobus ha 3 porte, 2 potrebbero essere assegnate alle persone a bordo del mezzo e una all'autista. Questa iniziativa, al vaglio della motorizzazione civile, va ad aggiungersi alle bodycam indossate ora da autisti e controllori e alla barriera interna antisfondamento per proteggere i conducenti dai tifosi violenti. Terrore ieri pomeriggio a Castelfranco Veneto, in piazza Giorgione. Una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra facendo un volo di 4 metri.
Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio in piazza Giorgioni a Castelfranco Veneto intorno alle 18:30, una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra del Luna Park allestito per carnevale, facendo un volo di circa 4 metri e cadendo di pancia sulla pedana. La giovane, che si trovava con alcuni amici, era salita sulla giostra denominata Shuttle, ora chiusa e posta sotto sequestro. All'improvviso la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta si è sganciata per cause ancora da chiarire, forse per un difetto tecnico della giostra o un errore involontario della giovane. Per fortuna in quel momento la velocità stava diminuendo. La sedicenne è caduta per 4 metri sotto gli occhi dei presenti ed è stata subito soccorsa. Ovviamente la giostra è stata fermata nell'immediato, il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente, anche se sotto shock. Per nostra fortuna ieri sera abbiamo saputo, poi col direttore dell'ospedale, dottore Sanello, abbiamo seguito la cosa. Per fortuna sta bene, non ci sono stati danni né fratture, quindi assolutamente ringraziamo che è andato tutto bene, quindi la ragazzina non ha avuto nessun tipo di lesione importante. Un epilogo fortunato, ma il rischio è stato enorme. Sono ora in corso le indagini per verificare se si sia trattato effettivamente di un guasto alla giostra o di uno sgancio accidentale della cintura da parte della giovane. Raffica di furti a Scorzè, ai confini con Azzaro Branco. I ladri sono entrati mentre la residente era in casa, manomettendo il sistema d'allarme, spariti gioielli e contanti. Io ero in cucina giù e non ho sentito neanche un rumore perché avevo la televisione e hanno fatto anche piano perché non mi hanno spostato proprio niente. Avevano il cercaoro, penso, e l'oro l'hanno rubato tutto. Sono entrati in silenzio, tanto da non farsi sentire da Giulietta, 78 anni, impegnata a guardare la televisione al piano terra della casa di Via Mazza a Scorzè, mentre il marito era uscito in paese a vedere la partita. Erano circa le 10 di sera quando i ladri hanno fatto irruzione, eludendo e manomettendo il sistema di allarme perimetrale della casa. Sono venuto a casa, io l'ho staccato. Poi abbiamo fatto 2 parole con la moglie, dopo che vado a letto e quando sono andato a letto ho trovato la sorpresa. Arrivati dal campo vicino, i malviventi hanno prima girato le telecamere di videosorveglianza dei vicini, poi scavalcando la rete hanno staccato il lampione per entrare indisturbati dalla porta principale dell'abitazione. Hanno rotto il portone, sono entrati e sono andati solo su zona notte. E là hanno aperto tutte le cassetti e le porte e tutto. Cosa hanno portato via, signora? 3 catenine d'oro, un crocifisso con brillanti e rubini e un paio di orecchini d'oro. Un colpo di pochi minuti, probabilmente messo a segno dopo il blitz in una casa vicina. Sono passati di dietro e dal bagno, primo piano, e sono finestre di nuova generazione, per cui hanno cercato anche di sfondarla, ma da sotto non sono riusciti, hanno sfondato il vetro, per cui lavoro c'è stato tanto. I cani hanno ululato, però il vicinato pensa che sì, sai, non gli hanno dato conto, i cani li hanno chiusi in salotto. Anche in questo caso a Paola sono stati rubati i ricordi di una vita, doni e monili appartenuti alle donne della sua famiglia. Aprono scatolina per scatolina, comunque vanno a colpo sicuro, sanno dov'è il metallo e trovano il metallo, quindi probabilmente io credo che entrino con metal detector, perché anche dove c'erano gli anelli delle tende hanno rabaltato. La sensazione è bruttissima, veramente brutta, perché qualcuno entra nella tua casa e ti entra nel tuo spazio, e per quello, se mi state ascoltando, sapete che il karma vi perseguiterà. Arrestato per aver aggredito con un pugno al volto il direttore del punto vendita La Saponeria di Viale della Repubblica a Treviso, dopo aver messo a segno il furto di profumi. 32enne ghanese rimane ai domiciliari. A decidere il GIP Cristian Vettoruzzo. Il pericolo è che possa tornare a colpire e ancora scarsa capacità di autocontrollo e una marcata inclinazione all'uso della violenza fisica, secondo il GIP. Confermata dunque la misura cautelare, un elemento aggravato dal contesto in cui l'episodio si inserisce. Nello stesso pomeriggio, domenica scorsa, infatti, sarebbero stati commessi altri furti ai danni di esercizi commerciali cittadini, tra cui Sorelle Ramonda ed Ekman. La merce rubata in questi 2 esercizi è stata trovata nello zaino dell'uomo e nella borsa della complice, 27enne incensurata, per la quale è scattato l'obbligo di firma.
Presentata all'aeroporto Canova una carrozzina elettrica per passeggeri a ridotta mobilità. Telecamere e sensori per attraversare velocemente, senza intoppi, una serie di aree appositamente premappate all'interno dell'aeroporto di Treviso. È il progetto Rapido, un veicolo elettrico a guida autonoma per l'assistenza a passeggeri con ridotta mobilità al Canova. Finora il compito era svolto da personale regolarmente formato e pronto ad intervenire ogni volta fosse stata richiesta questo tipo di assistenza, cioè piuttosto spesso. Su più di 3 milioni di passeggeri nel 2025, 15.000 e più assistenze fatte, di cui potenzialmente un 25% potrebbe fruire di questo tipo di servizio. Questo tipo di progetto ricade anche negli obiettivi o in parte degli obiettivi 2030 dell'Unione Europea, che puntano a migliorare il servizio delle infrastrutture. Dalla vecchia carrozzina spinta a mano da un addetto all'assistenza a questo veicolo in grado di muoversi da solo e di autolocalizzarsi, cioè di sapere in ogni istante esattamente dov'è, il salto è vertiginoso ed è stato reso possibile dai finanziamenti di un progetto Interreg Italia-Austria. Il veicolo si muove in autonomia all'interno dell'aeroporto e dialoga costantemente con quello che è il software di gestione dell'aeroporto stesso, quindi è continuamente aggiornato. Ma se io ad esempio monto su questo aggeggio e poi voglio andare al bar o ai servizi, con chi parlo? Con il veicolo, perché il veicolo ha un'interfaccia grafica che permette di selezionare quelli che sono dei passaggi alternativi, che possono essere bar, ristoranti e servizi, e in più è costantemente collegato con una centrale operativa e quindi dialoga con un operatore nel caso di particolari necessità. Il robot per l'assistenza a passeggeri con ridotta mobilità deve per ora affrontare un passaggio determinante e conclusivo, la validazione tecnica e funzionale del prototipo di veicolo elettrico, prevista entro marzo. Giustizia entra nel vivo la campagna referendaria. A Treviso si è presentato il Comitato Provinciale Società Civile per il no. Riteniamo che in questo momento questa riforma vada a colpire degli elementi basilari dell'equilibrio democratico nel Paese. Poco più di un mese al referendum costituzionale sulla giustizia, nella Marca si presenta il Comitato Provinciale Società Civile per il no, con un fitto calendario di appuntamenti per opporsi ai contenuti della riforma Nordio, vale a dire separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e istituzione della Corte disciplinare. Abbiamo organizzato nel territorio più di 10 gruppi locali con i quali stiamo dando vita ad iniziative di presentazione, quindi di informazione per la cittadinanza su quelli che sono gli argomenti all'ordine del giorno con questo referendum costituzionale, con banchetti, flash mob e volantinaggi per arrivare al numero maggiore di cittadini possibili. L'ex giudice Armando Spataro, l'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, la scrittrice Benedetta Tobagi, l'ex membro del pool Mani Pulite Pier Camillo Davigo tra gli ospiti attesi nella Marca, quest'ultimo il 14 marzo, se il Guardasigilli accetterà l'invito, chiamato a dialogare proprio con lo stesso Carlo Nordio. L'importanza di votare no è soprattutto per garantire ai cittadini che i loro diritti rimangano invariati, perché sta passando il messaggio scorretto e la narrazione scorretta per le quali questo referendum bisogna votare sì per avere dei tempi di processi molto più corti, oppure un sistema che garantisca maggiore giustizia. In realtà non è così, perché non riguarda né l'andamento processuale, ma riguarda appunto solamente la libertà e la indipendenza del potere della magistratura, e questo deve essere garantito. L'attacco alla magistratura è sempre un attacco poi, no, alle strutture democratiche, è soprattutto un rifiuto di tutti i poteri di controllo, che già si è verificato anche con la Corte dei Conti questo problema, adesso si verifica anche col Consiglio Superiore della Magistratura. Influenza, la variante K continua a colpire nella Marca con 194 ricoverati rispetto ai 173 della settimana scorsa. La fase decrescente non è ancora iniziata e sono aumentati anche i pazienti con Covid. A spiegarlo il direttore generale del SUS2 Francesco Benazzi. I ricoverati per Covid in 7 giorni sono passati da 2 a 7. Sul totale dei pazienti ricoverati nell'ULSS2 il 19,3% è legato a sindromi respiratorie e influenzali. L'andamento della curva resta dunque imprevedibile, ma la speranza è che tra febbraio e marzo i casi inizino a scendere.
Fondi sbloccati per il park di Via Ugo Foscolo, per la tribuna dello stadio Monigo e per 2 nuovi assistenti sociali. L'annuncio del sindaco di Treviso Mario Conte al termine della seduta di giunta di questa mattina. Grande attenzione nei confronti delle persone più in difficoltà, grande attenzione nei confronti del mondo dello sport e grande attenzione sul tema dei parcheggi. Si potrebbero sintetizzare così i 3 ambiti in cui Casugani interverrà grazie ai fondi sbloccati. Questo attraverso una variazione al bilancio 2026-2028 con applicazione di avanzo vincolato su proposta dell'assessore alle risorse finanziarie Cristian Schiavon. Il primo riguarda il parcheggio multipiano di Via Ugo Foscolo. Un multipiano che consentirà alla città di aumentare di 300 posti gratuiti la disponibilità di aree sosta, in particolare pensando a quelli che sono i dipendenti e i lavoratori della nostra città, quindi più 300 posti auto in zona stadio Tenni. Il secondo ambito riguarda lo sport. La variazione di bilancio permette di dare copertura finanziaria agli interventi connessi alla realizzazione della nuova tribuna dello stadio Monigo in collaborazione con Benetton Rugby. Si faranno carico di gran parte dell'intervento, noi ci occuperemo delle questioni legate all'anello antincendio usufruendo anche di un fondo proveniente dalla Regione Veneto. Ultimo intervento, ma considerato dal sindaco quello prioritario legato al mondo del sociale. L'integrazione di 2 assistenti sociali per occuparci di quella fascia di popolazione che vive delle maggiori difficoltà rispetto ad altri. Lindsey Vonn, lasciatrice statunitense, pubblica un nuovo video sui social che mostra il suo trasferimento dal Cafoncello all'aeroporto di Treviso fino all'arrivo in Colorado. La mia gamba è ancora a pezzi, ma finalmente torno a casa grazie a tutto lo staff medico che mi ha aiutato a rientrare. Non vedo l'ora di fare il mio prossimo intervento chirurgico. La ferita era molto più grave di una gamba rotta. Continuo a capire cosa significa e la strada che ci aspetta, ha scritto la sciatrice americana proprio sotto il post che mostra le immagini che state vedendo. La vedete ora nell'aereo privato che l'ha riportata, eccola qui, finalmente a casa sua in Colorado, in America. Con l'inizio del nuovo anno la provincia di Treviso ha redatto un bilancio dell'attività di recupero del centro fauna selvatica dell'ente nel 2025 per fare un'analisi sulle specie più frequentemente assistite. Potete stare anche lì tutta la giornata. Grande emozione di fronte a questo esemplare di allocco rimesso in libertà. Un ritorno alla natura dopo un mese presso il CRAS di Treviso, dove l'uccello è stato curato in seguito ad un impatto contro un'auto che gli aveva causato una frattura al femore. Prima l'intervento, poi la riabilitazione e infine le prove per verificarne l'idoneità al volo e alla caccia. Sono un centinaio al momento le diverse specie assistite e pronte per tornare libere. Alcuni sono stati tenuti qui tutto l'inverno perché impossibilitati a tornare in natura, poiché animali che dovrebbero subire una forma di letargo. E questo che si affaccia ora è il periodo appunto primaverile, dove anche gli animali che sono stati in letargo fino adesso si svegliano, e quindi prossimamente prevediamo di liberarne una serie. Ricci, merli, colombi, rondoni e civette, le specie maggiormente assistite dal CRAS di Treviso tra le 102 complessivamente trattate. Nel corso del 2025 sono stati 2.573 gli animali soccorsi per patologie, traumi, intrappolamenti o predazioni anche ad opera di animali domestici. Quando usciamo e andiamo a passeggiare lungo i parchi o in ambienti aperti, teniamo sotto controllo i nostri amici a 4 zampe, perché o per gioco o per istinto naturale molte volte predano degli animali selvatici, e soprattutto nel periodo qui primaverile è il periodo di maggior concentrazione di cuccioli selvatici. 320 4320 671 è il numero attivo tutti i giorni 24 ore su 24 per segnalare la presenza di animali selvatici in difficoltà, un servizio fondamentale che richiede però costi importanti in termini economici e di personale umano. Ci vengono dati 50.000 euro da parte della provincia, in realtà il costo è più del doppio, che ovviamente adesso viene sostenuto da Veneto Agricoltura tramite anche l'utilizzo di quelli che sono gli operai che noi mettiamo a disposizione. Abbiamo visto che ci sono dai 2 ai 4 operai al giorno, oggi c'è un servizio che è 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Provincia e Veneto Agricoltura sono determinate a chiedere alla Regione di continuare a sostenere il servizio.
Avete quantificato il contributo annuale che dovrebbe dare la Regione, più o meno? Sì, stiamo parlando di oltre 100.000 euro per classe, ovviamente. Una parte, metà, sono sostenuti dalla provincia, che ci eroga quota parte per questo servizio, perché sarebbe di competenza provinciale. Il resto lo sta facendo Veneto Agricoltura con i propri fondi, quindi insomma abbiamo la necessità da questo punto di vista di essere supportati. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per aprire la pagina dedicata a questo martedì grasso e al carnevale a Treviso. Festa sì, ma non per tutti, soprattutto per quegli automobilisti che hanno lasciato le proprie auto lungo il tracciato dei carri e della sfilata. Come vedete dalle immagini, diverse sono state le vetture caricate sul carro attrezzi. Una giornata impegnativa dunque anche per la polizia locale. Una giornata che era iniziata questa mattina prima della sfilata dei carri, seguita in diretta da Antenna 3 con la consegna casugana da parte del sindaco Mario Conte al re carnevale Andrea delle chiavi della città. Un gesto simbolico per consegnare in qualche modo la città alle maschere, alle famiglie e ai bambini, grandi protagonisti della festa. Festa che si è conclusa in una Treviso davvero da tutto esaurito, 90.000 persone, ha scritto anche il sindaco Mario Conte. Allora andiamo da Lucio Zanato per un bilancio di questa grandissima festa che proprio Lucio ci ha raccontato in diretta dalle 14 su Antenna 3. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come sentite un po' di abbassamento di voce c'è, perché d'altra parte dalle 14 fino alle 18:15, tanto è durata la sfilata, abbiamo cercato di raccontare questa energia incredibile che ogni anno si ripete nel centro storico di Treviso. 90.000 persone e devo dirvi l'abbraccio totale per questi 21 gruppi. Sono con Redo Bezzo, che è il presidente dell'associazione Carnevali di Marca, e con Rigoni invece, che è il vicepresidente. Con loro facciamo un po' il punto della situazione. Intanto diciamo che ha vinto subito, perché chi magari per qualche motivo è arrivato a casa adesso ha vinto Roncade, ha vinto anche Fratelli Trevignano, perché avete creato due linee. È vero, ha vinto l'associazione Carnevali Amici di Roncade per quanto riguarda il primo premio per il miglior carro, e per la migliore coreografia appunto gli Amici del Carnevale di Falzè di Trevignano. Ecco, devo dire che la coreografia, quella delle notti d'Oriente, insomma questo serpentone orientale ha veramente colpito. Sì, fa sempre un bel effetto, perché appunto anche ha un suo fascino particolare, quindi ha colpito anche i giurati che erano presenti sul palco. Ecco, va detto che poi c'è il lavoro dei carristi, come si dice. Noi li abbiamo intervistati praticamente tutti e abbiamo capito che ci sono mesi di lavoro, delle cose incredibili, però c'è anche tanta socialità, perché va detto che questi carnevali hanno una situazione importantissima, cioè ricreano socialità nei gruppi. È vero, hai ragione, crea aggregazione, crea appunto durante i mesi in cui lavorano anche coesione sociale, coesione e anche lavoro assieme, rubano appunto ore ai ragazzi, ai bambini che magari sono davanti ai social, davanti a un PC o a un cellulare. Ecco, diamo i numeri invece di questo Carnevale 2026 in termini di presenze e poi diciamo così di adesioni. Abbiamo fatto qualche conto veloce, comunque. Sai, allora abbiamo quasi tutte le sfilate completate, siamo sui 260.000 presenze, però ce ne mancano 2 ancora, o meglio, c'erano, ma dobbiamo recuperarle. E quando è che allora c'è i prossimi appuntamenti? Precisamente sono sabato, verranno recuperate sabato 7 marzo sera a Zenson di Piave, e poi il giorno dopo, domenica 8 marzo, una sfilata anche magari con tema sulle donne a Villorba. Quindi appuntamento da recupero, ma comunque sembra molto bello. Nicola Rigoni, invece parliamo di sicurezza. Oggi non c'è stata una sbavatura. È stata un'edizione veramente incredibile. Il grande lavoro di questi mesi con le forze dell'ordine, la polizia locale, la questura ha creato veramente un'organizzazione straordinaria, che veramente oggi con 90.000 persone che in 5 ore sono venute e andate dal centro storico non è successo assolutamente niente. Pensate che
tutte le forze messe in campo dal SUEM non hanno fatto assolutamente nessun tipo di intervento. Insomma, vuol dire che ha funzionato tutto perfettamente. Diciamo che sostanzialmente con oggi si archivia l'edizione 2026 del Carnevale, state già pensando al 2027 mi pare, perché c'è una particolarità che è più corta ancora. È più impegnativa, infatti ne parlavamo prima, fuori onda, insomma, infatti prossimo anno martedì grasso è il 9 di febbraio, quindi è più corto, quindi sarà più concentrato e dovremo fare in modo di riuscire a concentrare e a eseguire le varie sfilate nei tempi che abbiamo prefissato prima del 9 febbraio. Ecco, visto che questa sera Charing non rubiamo altro tempo al nostro telegiornale, diciamo solo che probabilmente ci sarà sicuramente una replica sabato pomeriggio o domenica per quanto riguarda la sfilata dei carri come di consueto per Antena 3, per cui tutte le persone che prima hanno visto di persona, diciamo così, la sfilata dei carri potranno rivedersi comodamente nel fine settimana, e da Piazza dei Signori con gli ultimi coriandoli e tutto. A te la linea, Francesca. Grazie davvero Lucio, grazie ai tuoi ospiti e insomma questa è un'ottima notizia per i tanti telespettatori che sappiamo ci chiederanno quando andrà in replica. Insomma, la replica di questa sfilata del Carnevale di Treviso ci sarà, ma festa anche a Conegliano, 30.000 persone per il Carnevale, famiglie e bambini tutti insieme per vedere la tradizionale sfilata dei carri. 18 i carri allegorici, i gruppi mascherati che hanno attraversato le strade della città del Cima in una giornata di sole. È stata una festa di coriandoli, stelle filanti e tantissime maschere. Il Carnevale di Conegliano ha spento 33 candeline e la partenza tra canti e balli è stata alle 14.30. Hanno aperto la sfilata le Majorette Onda Azzurra di Jesolo e la ginnastica artistica Conegliano. Poi il serpentone dei carri colorati che ha fatto tappa nelle vie, nelle zone più caratteristiche della città. Dalle 17 poi l'immancabile spettacolo di animazione per bambini al centro commerciale Conè. E noi adesso apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Ripreso da oggi il presidio permanente delle lavoratrici e dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento Idro di Feltre. I lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Idro, i lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Dopo l'incontro di ieri purtroppo non sono arrivate le risposte che lavoratrici e lavoratori chiedono all'azienda. Nessuna certezza sui tempi di riattivazione degli impianti a seguito degli incendi che hanno colpito lo stabilimento nelle scorse settimane. E non c'è nessuna garanzia concreta sul futuro produttivo del sito. Abbiamo deciso insieme a loro di riprendere il presidio di impedire l'uscita delle matrici dallo stabilimento di Feltre. Cioè, volete impedirlo fisicamente che escano? Certo, da quello che ci risulta stanno predisponendo un camion per spedire ulteriori matrici dopo averne spedito uno la settimana scorsa. Se il camion si presenterà in Cancelli noi fisicamente impediremo l'uscita del camion. Anche il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, ha commentato la situazione con queste parole. Quello che sta accadendo dentro lo stabilimento Idro in queste ore è sconcertante. Anche nell'assemblea di ieri con i lavoratori l'azienda ha dimostrato una totale chiusura sia rispetto alla riattivazione della centralina andata a fuoco sia rispetto alle richieste legittime dei lavoratori sulla cassa integrazione. È un atteggiamento ingiustificato da parte di una multinazionale che sta dimostrando di non avere scrupoli. Una centrale idroelettrica per sfruttare le acque del Vajont. Il progetto è stato depositato alla Regione Friuli Venezia Giulia per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA. Allora, la politica in questo non deve e non può fare assolutamente nulla, perché intervenire in un iter amministrativo è un reato. Torna la paura nel Vajont, appresa la notizia di una possibile costruzione di una centrale elettrica all'interno del torrente omonimo vicino al Monte Toc. Prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica che sfrutterebbe le portate già in transito nella galleria di scarico del lago del residuo C, il bacino formatosi dopo la frana del 1963. L'acqua verrebbe intercettata poco prima dello sbocco della galleria, convogliata attraverso una condotta posta in un pozzo verticale e utilizzata per alimentare turbine installate in una centrale realizzata in caverna alla base della forra del Vajont. Dopo la produzione di energia, l'acqua verrebbe restituita al torrente senza creare tratti in secca. L'iniziativa è erede di un progetto del 1996 mai realizzato,
Anche per le forti resistenze incontrate dalla comunità locale colpita dalla tragica onda assassina provocata dalla frana del Monte Toc alle 22:39 del 9 ottobre del 1963, che cancellò in meno di 5 minuti Erto, Casso e Longarone. Mi dicono che sia tutta interna alla roccia, quindi non si vede, quindi impatto paesaggistico zero. Dovrebbe avere, da quello che dicono, un beneficio dal punto di vista del risparmio energetico, in quanto è una energia pulita, l'idroelettrica. L'accordo va fatto anche e soprattutto con il Veneto in questo caso, e quindi mi risulta che anche il sindaco di Erto e Casso sia d'accordo. Non mi pare altrettanto quello di Longarone, però ripeto, noi non andiamo nella politica a fare giudice e non può, ripeto, se un sindaco, un assessore regionale, un presidente interviene con gli uffici, è un reato gravissimo. Violenza a 2 passi dal tribunale, aggredito all'interno del suo locale un barista. 10 minuti da dimenticare per il titolare del bar Al Piccinin di Belluno. Il 51enne veneziano, da un anno trasferitosi in città per gestire il locale, verso le 19 si è visto entrare un cliente che sarebbe stato meglio non avere mai incontrato. Un episodio però su cui si è fatto troppo clamore. Io la persona che è venuta qua l'ho solo disarmata, nel senso ho salvato l'incasso. Una volta disarmato e sono uscito da questo vincolo qua, che sono uscito e ho chiamato il 113. La persona è rimasta qua dentro 4-5 minuti da sola, perché io ero in attesa delle forze dell'ordine. Era un italiano, era uno straniero, parlava in maniera corretta? Italianissimo, veneto puro. Disarmato l'uomo e chiamate le forze dell'ordine, il malvivente è riuscito però a darsi alla fuga. Lui dopo si è dileguato verso la stazione e si pensava che avesse preso un treno direzione verso Venezia, e invece non è stato così, è rimasto qua ancora per un po'. L'hanno preso? Mi pare proprio di sì, che l'hanno preso a Longarone, lo hanno preso. Mi sembra quello che mi hanno detto i carabinieri. L'individuo è del 78 e in effetti è stato arrestato dai carabinieri. Dopo Belluno ha tentato un'analoga aggressione a Castellavazzo, impossessandosi di una birra e di un pacchetto di sigarette ai danni di una barista. Veniva pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno per i reati di rapina e danneggiamento, essendosela anche presa, dando in escandescenze, con la stanza dove lo avevano portato gli stessi carabinieri, danneggiandone una parete. Conclusa l'indagine interna svolta dall'azienda La Linea, che lavora in subappalto per Dolomitibus, Salvatore Russotto, vittima di un caso diventato nazionale per non aver permesso ad un ragazzino di 11 anni di salire a bordo dell'autobus che guidava nel tratto San Vito a Vodo, in quanto sprovvisto del nuovo biglietto che nel periodo olimpico ha un costo di 10 euro, è stato reintegrato dopo la sospensione disciplinare che gli era stata comminata il giorno successivo all'accaduto. Russotto, 61 anni, non tornerà alla guida di un autobus, ma verrà impiegato nella manutenzione del parco mezzi o in altre mansioni che verranno determinate successivamente. Un racconto per suoni e immagini dell'artigianato in Veneto è The Sound of Artisan, un film documentario presentato a Cortina per promuovere il settore a livello internazionale, che è anche testimonianza di un'arte a volte molto antica. Si intitola The Sound of Artisans, il suono degli artigiani, il film documentario presentato in prima assoluta a Cortina d'Ampezzo in occasione delle Olimpiadi invernali. E visto il contesto internazionale, il racconto si svolge attraverso 2 linguaggi universali, le immagini naturalmente e, come recita il titolo del progetto, i suoni. In questo modo abbiamo immaginato che chi vede e chi ascolta, e quindi il suono come voce internazionale, in questo modo ci immaginiamo che le persone entrino in un'immersione nella bottega dell'artigiano e facciano con lui questo percorso di creazione, di progettualità. Se ci fosse stata la possibilità anche di aggiungere gli odori, avremmo anche aggiunto quelli, perché la narrazione è fatta da immagini e da suono. Intendo diegetico, molte volte diventa anche più forte del racconto parlato di una persona che appunto rilascia la testimonianza sulla propria attività. Il suono degli artigiani si compone di 7 capitoli per un viaggio alla scoperta di mestieri tradizionali lungo 7 territori simbolo della regione, tante quante sono le province del Veneto.
Abbiamo pensato di realizzare questo prodotto per le Olimpiadi e quindi alzare l'asticella e raccontarci in un modo nuovo, se non adesso quando. C'è anche stata l'occasione di raccontarci ad un pubblico internazionale e quindi da qui viene l'idea di raccontarci attraverso i suoni, i rumori, le immagini evocative che portano all'interno della bottega, dell'artigianato, ma anche all'interno di un territorio. Il sottotitolo del progetto è I 7 segreti dell'eccellenza veneta, perché c'è qualcosa di prezioso in queste professioni anche dal punto di vista storico e culturale, qualcosa che in alcuni casi viene da molto lontano. Questi tipi di documenti diventano come il vino, no? Più invecchia più diventa buono. In questo caso ancora di più, perché ci racconta di un mondo che effettivamente, se non stiamo attenti, potrebbe andare perso. L'intelligenza artificiale è molto comoda per alcune cose, però poi ha dei risvolti assolutamente negativi sotto molti aspetti. Quarta edizione della pedonata mascherata in occasione del Martedì Grasso. Il centro storico ha accolto centinaia di bambini e famiglie per uno degli appuntamenti più amati del Carnevale cittadino, evento organizzato con la collaborazione di Associazione Atletica Dolomiti, ANA Sezione di Belluno e AIX. Per promuovere l'iniziativa nei giorni scorsi erano stati distribuiti 2.500 volantini nelle scuole elementari e medie del territorio. La pedonata mascherata, nata nel 2023, è ormai diventata una tradizione del Martedì Grasso, un appuntamento che si inserisce nel calendario degli eventi del territorio, affiancando le storiche manifestazioni delle valli e dei paesi limitrofi, tra cui la tradizionale parata di carri a Sedico. Ed è davvero tutto, ora come di consueto sigla e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.